Buonasera dalla redazione TG10, nei titoli gli argomenti che tratteremo in questa edizione del nostro telegiornale. Hanno occupato la sede dell'azienda ospedaliera di Cosenza gli 80 operatori sociosanitari dell'Annunziata che hanno ricevuto le lettere di licenziamento, protesta ad oltranza. Primo giorno di scuola per 300.000 studenti calabresi, il suono della prima campanella dell'anno scolastico ha ufficialmente dato il via alle lezioni dalla Regione. Studenti disabili senza assistenza, la denuncia del garante per l'infanzia Antonio Marziale: in alcuni istituti manca l'assistente alla persona. Giudizio abbreviato dinanzi alla Corte dei Conti per un ex presidente della Giunta regionale e 8 ex consiglieri coinvolti nell'operazione Rimborsopoli, restituiti alle casse della Regione circa 100.000 euro. La Guardia di Finanza ha sequestrato alla Lamezia Terme 2.000 prodotti considerati pericolosi per i bambini. Il Cosenza ha beffato in casa dal Pescara, il Crotone non va oltre il pari con la corazzata Empoli, in C comanda Catanzaro sconfitto e rende nel derby con la Vibonese. Ancora buonasera dalla redazione TG10, dunque un conto alla rovescia, mancano 14 giorni alla scadenza del contratto per gli 80 lavoratori, gli OS della Coop Service in servizio all'ospedale di Cosenza, azienda ospedaliera di Rogliano. Vorrebbero prorogare, continuare il loro lavoro, ma a quanto pare non c'è speranza e allora la protesta si inasprisce, oggi un'altra tappa. Sono saliti sul tetto dell'azienda ospedaliera di Cosenza, eludendo la sorveglianza. Continua la protesta degli 80 operatori sociosanitari dell'Annunziata, destinatari delle lettere di licenziamento. Dopo 25 anni di servizio all'interno delle corsie dell'ospedale si ritrovano a lottare per mantenere il posto di lavoro. Non ci muoveremo da qua. Abbiamo proclamato lo stato di agitazione e non ci muoveremo da qua fin quando non avremo un documento scritto da parte della dottoressa Pannizzoli e del commissario Cotticelli per iniziare un processo di internalizzazione che questi operai si sono guadagnati sul campo. La convenzione che li riguarda è scaduta a luglio. Il generale Saverio Cotticelli ha concesso una proroga fino al 30 settembre. Ci sarebbe l'intenzione dell'azienda ospedaliera di internalizzare i servizi finora appaltati all'esterno. La procedura prevede il ricorso ad una graduatoria che comprende anche personale di altre province, una soluzione che gli OS rimandano al mittente perché, spiegano, per molti di loro significherebbe restare senza lavoro. Abbiamo anche saputo che gli idoni di Reggio Calabria sono venuti a firmare, hanno creato una guerra tra poveri. Che c'entra Reggio Calabria con i lavoratori di Cosenza? Noi occupiamo questo posto da 25 anni, carte o non carte, politica o non politica, siamo noi quelli che abbiamo mandato avanti l'ospedale in questi anni. Io non capisco perché dobbiamo andare fuori noi per fare posto a chi? Guardateci in faccia, siamo gente onesta, non rubiamo niente a nessuno, vogliamo soltanto i nostri diritti. Qua non c'è nessuno a manifestare con noi, ma noi lavoratori occuperemo anche di notte finché non otterremo quello di cui abbiamo bisogno, il pane da portare a casa ai nostri figli. Gli stessi ricordano che già nel 2018 hanno partecipato a un concorso di cui non si è tenuto conto in seguito al nuovo commissariamento della sanità. Insomma, il danno è la beffa. Sanità nei pensieri anche del sindaco di Vibo Valentia che convoca un consiglio comunale aperto. Il sindaco di Vibo Valentia si attiva anche riguardo alla questione sanità e decide di convocare per giovedì 10 ottobre alle ore 10 un consiglio comunale aperto con all'ordine del giorno le problematiche dell'ospedale. Lo fa predisponendo un'agenda operativa che prevede una serie di iniziative per reperire tutte le necessarie informazioni dai diversi attori del settore con l'obiettivo di imprimere un'accelerazione alle procedure propedeutiche al ripristino della funzionalità dell'ospedale cittadino e proprio da qui è voluta partire. Accompagnato dal vice sindaco Primerano, dalla presidente del Consiglio Comunale Muratore e dall'assessore Russo, il sindaco questa mattina ha effettuato un sopralluogo allo Iazzolino. Accolta dal direttore generale dell'azienda sanitaria Elisabetta Tripodi e dal direttore generale del Dipartimento regionale della sanità Belcastro, il sindaco si è voluto rendere personalmente conto della situazione. Era indispensabile in linea generale questa visita qui all'ospedale, ma occuparsi della tematica sanità per un sindaco è ovviamente di
primordiale importanza, specie qui nella città di Vibo Valentia. Per cui abbiamo pensato di smuovere un po' le acque, diciamo così, anche perché stiamo andando indietro e non avanti a livello sanitario. Devo dire che ho trovato delle grandi collaborazioni, grande volontà collaborativa sia da parte dell'azienda sanitaria provinciale che da parte del livello regionale. Per cui si è stabilito di convocare un tavolo tecnico per affrontare in linea generale le problematiche della sanità sul Vibonese. Abbiamo istituito un tavolo tecnico fra le istituzioni, Dipartimento Tutela Salute della Regione, Amministrazione Comunale, ASP, proprio per fare una ricognizione dello stato dell'arte dell'ospedale. Siamo partiti dall'ospedale SPOC, l'ospedale della città, l'ospedale capoluogo, per trovare però insieme ai professionisti che vi operano, quindi ai medici, ai primari, agli operatori sanitari, alla direzione, delle vie d'uscita delle soluzioni a queste criticità. In questi mesi, diciamo, di mandato provvisorio della mia reggenza come direttore generale abbiamo cercato di affrontare quelle che sono state le emergenze. Purtroppo avevamo difficoltà sul personale, abbiamo proceduto con le assunzioni lì dove possibile, abbiamo cercato di superare l'emergenza estiva, soprattutto il pronto soccorso. Ci sono invece altri tipi di difficoltà che sono, diciamo, di natura strutturale, che riguardano l'edificio. La notte scorsa un uomo, per protestare, per chiedere un lavoro, è salito sulla ciminiera, su una delle ciminiere dell'ex centrale elettrica di Rossano. Vediamo cosa è successo poi nel pomeriggio. Si è conclusa nel pomeriggio la protesta dell'uomo che la notte scorsa è salito su una ciminiera dell'ex centrale termoelettrica di Rossano. Il 58enne, ex addetto alle pulizie dell'impianto per una ditta esterna, in passato aveva lasciato volontariamente il lavoro, ma trovandosi attualmente senza occupazione, chiede di poter essere impiegato da una delle ditte che si occupano dello smaltimento dell'amianto. L'uomo è salito fino al terzo anello della ciminiera, ad un'altezza di 150 metri. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e gli amministratori del comune di Corigliano Rossano, con il sindaco Flavio Stasi, che si è intrattenuto con l'operaio e ha partecipato al confronto con i responsabili di Enel Produzione. Adesso parliamo invece di un'altra protesta che si è svolta a Rende, protagonisti i lavoratori della Geco, azienda che si occupa del depuratore di Contrada Coda di Volpe. Anche qui stipendi arretrati, incertezze sul futuro, intervengono i sindacati per una questione che ormai è diventata ciclica. 3 mesi di stipendio arretrati, ma all'orizzonte una crisi che sembra senza via d'uscita. Si ripropone ciclicamente e in modo sempre più grave l'avvertenza ai lavoratori dipendenti della Geco SPA, azienda che gestisce l'impianto depurativo in Contrada Coda di Volpe. Sì, siamo a 3 mesi di salario arretrato e non solo il merito di un rapporto di lavoro mancato rispetto allo stipendio, ma fondamentalmente siamo preoccupati per un percorso rispetto alla quale la politica qui ha delle grandi responsabilità, al punto tale che i finanziamenti europei e le disponibilità che la Regione dal 2012 ha sul cantiere non li mette in opera e non li realizza attraverso la gestione del consorzio Vallecrati. Un impianto che serve un'area vasta e importante della provincia di Cosenza, troppo spesso sotto i riflettori per problematiche legate alle condizioni di lavoro dei dipendenti. La Geco ha minacciato che se non riceve quanto dovuto chiude e va via, quindi licenzia i 22 dipendenti, che sono pochi rispetto alla mole di lavoro che c'è, e questo è un impianto di primaria importanza, quindi va tenuto nella giusta considerazione. È un'altra perla che si aggiunge a questo territorio martoriato. Penalizzati nel ricevere il salario, precarizzati sul futuro e sulla stabilità occupazionale. Recitava così uno slogan dei sindacati qualche tempo fa, ma la situazione non è cambiata, anzi, nei prossimi giorni la vertenza potrebbe inasprirsi ulteriormente. C'è anche un impianto che riguarda il sistema ambientale del territorio, che è già in grande degrado, un impianto che è più piccolo di quanto dovrebbe essere come utilità al territorio, sembra che non importa a nessuno. Se tra qualche giorno non riceveremo nessuna comunicazione neanche da parte del prefetto o dai sindaci comunque più importanti, credo che è scontato che proclameremo uno stato di agitazione col fermo delle maestranze e col fermo dell'impianto.
La campanella ha suonato per 300.000 gli studenti calabresi che oggi sono entrati nelle proprie aule, nei tanti istituti, un giorno particolare, per alcuni di festa, per alcuni è stato il primo. Sentiamo. Primo giorno di scuola per quasi 300.000 studenti calabresi, per l'esattezza, secondo i dati del Ministero, sono 275.748. Si torna tra i banchi dunque, si ricomincia. Il suono della prima campanella suscita come sempre emozione ed entusiasmo. Questo è l'Istituto Comprensivo Don Milani de Matera a Cosenza. Come ogni anno la scuola accoglie così i nuovi alunni. Musica, canti, giochi e animazione per la festa dell'accoglienza, un modo per rendere unico, indimenticabile il primo giorno di scuola. E da Cosenza rende, anche l'Istituto Comprensivo rende e commenda, grande festa per il primo giorno di scuola. Un concerto degli alunni ha salutato l'inizio del nuovo anno scolastico. Quest'anno la De Coubertin, così come la Stancati, tutto l'Istituto Comprensivo rende commende, ha avuto un alto numero di iscrizioni e ritengo che sia per la qualità della scuola, anche se di fatto io penso che tutte le scuole siano di qualità, proprio perché dirette da dirigenti che si impegnano e da docenti con alta professionalità. Poi l'augurio del sindaco di Rende agli alunni per l'inizio dell'anno scolastico. Ho augurato loro ovviamente di cominciare un buon anno scolastico, di essere protagonisti del cambiamento della nostra città, di essere vicini all'amministrazione e di soprattutto fare sentire la loro voce, quindi progetti, programmi, assieme affrontiamo i problemi, perché i problemi ce ne sono tanti, però li dobbiamo affrontare assieme. Il fatto di avere la consapevolezza di avere i giovani studenti come sentinelle di quello che funziona, di quello che non funziona o altro, è per un'amministrazione davvero un bel traguardo ed è soprattutto un modo nuovo di affrontare le cose. Non ci sono soltanto i sorrisi in questo primo giorno di scuola, parliamo degli studenti disabili che sono senza assistenza. La denuncia è del garante per l'infanzia Antonio Marziale. In alcuni istituti specifica manca l'assistente alla persona. Come previsto, oggi la stragrande maggioranza dei bambini aventi diritto all'assistenza specialistica nelle scuole si ritrova senza l'assistente. Allora, ciò è dovuto a una farraginosità burocratica, al lassismo di certe amministrazioni che anziché fare queste cose ad aprile-maggio aspettano agosto-settembre e quindi i tempi vengono dilazionati e i bambini prima di novembre, dicembre, gennaio, febbraio non hanno gli assistenti. Fatto sta che molti di questi bambini oggi non sono potuti entrare in aula, quindi oggi il suono della campanella non è stato uguale per tutti. A nulla vale accampare la scusa che i comuni sono in dissesto, perché la Corte Costituzionale dice che non ha importanza, vanno nominati lo stesso, perché è prioritario il diritto del bambino. Devo dire che in questo la Regione Calabria è sempre ligia al proprio dovere, perché i soldini li manda, quindi la storia economica non esiste, si tratta di ritardi inaccettabili. Io ho scritto ai 5 prefetti delle relative province calabresi perché attivino procedure nei confronti dei comuni, ho chiesto ai genitori di rivolgersi ai TAR chiedendo anche i danni esistenziali e perché il TAR nomini commissari ad acta che provvedano all'immediata nomina degli assistenti, che sono tanti e sono anche in attesa di lavorare. Questo significa discriminare i bambini disabili e le motivazioni sono veramente inesistenti. Non c'è motivazione che tenga. Per la politica è prossima la visita di Matteo Salvini a Cosenza, la prossima settimana. Commenta Mario Chiuto, sindaco di Cosenza: ho preso con piacere che Salvini sarà a Cosenza, lo afferma in una dichiarazione, dice: la tappa che il leader della Lega farà nel nostro capoluogo sarà un'occasione di ascolto e confronto, sono certo che anche in presenza sul territorio urbano di visioni politiche diverse e del preannunciato dissenso da parte di alcuni movimenti, la città darà prova di apertura e ospitalità perché è tradizionalmente accogliente verso tutti. E adesso vediamo i nostri 100 secondi.
La polizia brasiliana ha arrestato un membro della gang Primeiro Comando da Capital, PCC, sospettato di essere il supervisore dell''ndrangheta calabrese per l'invio di cocaina in Europa. André de Oliveira Macedo, detto André do Rap, è stato fermato da agenti della polizia investigativa di San Paolo in collaborazione con gli 007 italiani e americani. Secondo le informazioni delle agenzie di intelligence internazionali, l'uomo era a capo del gruppo del PCC incaricato di inviare droga dal porto di Santos alla Calabria e da lì nel resto d'Europa, ha dichiarato il commissario Fabio Pineiro Lopez. L'ex presidente della giunta regionale Gazio Loiero e 8 ex consiglieri coinvolti nell'operazione Rimborsopoli hanno scelto il rito abbreviato dinanzi alla Corte dei Conti, restituiti alle casse della regione circa 100.000 euro. Sequestrati oltre 2.000 prodotti contraffatti alla Mezzia Terme, l'operazione della Guardia di Finanza che ha individuato gli articoli in un esercizio commerciale di nazionalità cinese. Il titolare della ditta è stato denunciato alla Procura della città della Piana per contraffazione e ricettazione. Paura questa mattina a Rende per un 25enne in arresto cardiocircolatorio, soccorso dal 118, necessario l'intervento e lei soccorso. Il giovane è stato portato all'ospedale di Cosenza. Giornate importanti, appuntamento importante a San Giovanni in Fiore a partire dal 19 con le giornate Gioachimite. San Giovanni in Fiore si prepara ad accogliere gli ospiti del 9° congresso internazionale di studi Gioachimiti che si svolgerà nella cittadina Florenza dal 19 al 21 settembre prossimi. È la prima volta dalla nascita del Centro internazionale di studi Gioachimiti che un'amministrazione comunale contribuisce con propri eventi alla valorizzazione e alla promozione delle attività scientifiche e di studi che in esso si sviluppa. L'evento è stato illustrato nel corso di una conferenza stampa. Il congresso di quest'anno è particolarmente impegnativo ed è affascinante l'ordine e i disordini in Gioacchino da Fiore, partendo dai disordini del tempo di Gioacchino da Fiore, partendo dal disordine nella Chiesa, nella società, nel potere imperiale, nelle eresie, nella teologia e poi le visioni di Gioacchino. Nel corso della manifestazione ci sarà anche l'annullo filatelico speciale. L'evento congressuale è vincitore di un bando della Regione Calabria che valorizza personalità della nostra terra. Quale personalità meglio di Gioacchino da Fiore, che è conosciuto, è studiato, è indagato, è seguito in tutto il mondo e di cui noi, forse proprio noi calabresi, dobbiamo anche meglio appropriarci come orgoglio. Numerosi gli eventi che andranno a scandire le 3 giornate congressuali, una programmazione culturale finanziata dal Comune di San Giovanni in Fiore. Con una programmazione parallela a contorno, con l'obiettivo di rendere partecipe la città di questo evento, che è un evento internazionale. Tra gli eventi in programma anche la prima opera in musica interamente prodotta in Calabria su Gioacchino da Fiore. L'annuncio è una scintilla su testo poetico di Monsignor Antonio Staglianò a cura del maestro Luigi Benincasa. Un'orchestra di quasi 45 elementi, un coro di 50 persone, 2 solisti, si mobilita la Calabria per questo tipo di evento. Sarà naturalmente una prima assoluta e sarà naturalmente un momento particolare che coinvolge l'intera Calabria. Adesso lo sport, il calcio con Cosenza e Crotone che rimuginano sulla domenica. Cosenza lo fa con tanta amarezza per i torti subiti e per la inunica incertezza che ha consentito al Pescara di vincere la partita. Il Crotone invece sulle occasioni fallite e su quanto non è riuscito a fare per vincere la gara contro la corazzata Empoli. Ancora uno stop interno per il Cosenza che alla seconda gara consecutiva al San Vito Marulla dopo la sosta perde 2-1 con il Pescara degli ex Palmiero, Maniero e Scognamiglio. La squadra rossoblù, orfana di Piero Braia, appiedato dal giudice sportivo, resta a quota 1 in classifica, complice alcuni episodi arbitrali davvero discutibili. Ma andiamo con ordine perché i Lupi al pronti via davanti ad oltre 8.000 spettatori e in una calda domenica estiva cercano di impensierire gli avversari, ma Lazar prima e Canute poi non sortiscono gli effetti sperati. Alla mezz'ora però il calcio di rigore concesso dal direttore di gara agli ospiti per un presunto tocco di Sciaudone su Di Grazia cambia gli equilibri della gara con Tuminiello che dal dischetto spiazza Perina e porta in vantaggio il Pescara. La squadra di Zauri prende allora coraggio e pochi minuti più tardi spreca così l'occasione del raddoppio con Galano.
I lupi faticano a reagire fino alla ripresa, quando Sciaudoni, dopo alcuni tentativi a vuoto, trova il gol del pari al 24esimo con un bolide terra-aria su cui non può nulla l'estremo ospite Fiorillo. Una gioia effimera perché a tempo quasi scaduto gli ospiti trovano il sorpasso con il gol di Galano, che questa volta non sbaglia. Nel post-gara Occhiuzzi, nonostante il risultato, dice la strada intrapresa è quella giusta. Forse il VAR anche in Serie B è ora che viene messo in campo e dà una mano a chi umanamente può anche sbagliare. Noi abbiamo una rosa valida, una rosa che si deve ancora amalgamare e crescere ancora di più. Tutto quello che fanno lo fanno con qualità, ma noi pretendiamo sempre di più perché abbiamo davvero stima in questi calciatori, perché sono stati calciatori cercati. E quindi per noi deve essere un crescendo, ma già da domani con rabbia a pensare a andare a Benevento a fare il risultato, perché noi abbiamo bisogno di risultati, quindi noi dobbiamo lavorare sui risultati. Appuntamento con la vittoria rimandato anche per il Crotone, che all'uscita conquista contro l'Empoli un solo punticino. La squadra pitagorica suda, sbuffa, corre, fa sua in pratica la gara, ma non trova il guizzo vincente contro la formazione di Bucchi. Un dominio incontrastato che però serve a poco o nulla per le tante occasioni sprecate. Da segnalare l'esordio di Maxi Lopez nella ripresa al posto di Simi. Per il resto resta il rammarico e la delusione per un successo che avrebbe proiettato la squadra di Stroppa al secondo posto in classifica. Peccato non aver fatto 3 punti, perché per come si esprime questa squadra, per quello che fa in campo, meriterebbe molto di più di quello che ha raccolto in queste 3 partite. Mi dispiace per i ragazzi, però come si dice sempre, se le prestazioni sono queste, se la voglia è questa, se lavorare così in campo e durante la settimana mantiene la voglia e la volontà, ve l'ho detto ieri, credo che ci possiamo togliere grandissime soddisfazioni. Coda polemica a Cosenza Pescara, prima il presidente Sebastiani che dice gli infortuni sono accaduti anche ai propri giocatori anche per le condizioni del San Vito Marulla. Risponde il presidente del Cosenza Eugenio Guarascio dai microfoni di seriebnews.com dicendo che è diventata una moda quella di prendersela con il terreno di gioco e poi aggiunge farebbe bene il collega che è anche consigliere di Lega concentrarsi sulle innovazioni del calcio di Serie B come l'introduzione del VAR e poi in modo sarcastico il VAR che eviterebbe episodi dubbi come quelli che hanno danneggiato ieri il Cosenza e nelle ultime partite con il Pescara, ricordando il gol fantasma di Crecco nella gara d'andata della scorsa stagione e il rigore non concesso, per esempio, con fallo di mano di Gravillon in Pescara Cosenza, finita 1-1. E adesso la Serie C con il Catanzaro in testa alla classifica. Seconda vittoria consecutiva per le Aquile, che significa primato solitario in classifica. La squadra di Auteri liquida con un 3-1 la Pratica Sicula Leonzio e vola in vetta alla classifica, scavalcando la Ternana sconfitta in casa dal Monopoli. I giallorossi, dopo un primo tempo tirato, sbloccano l'equilibrio della gara grazie a Fischnaller, poi Canuter raddoppia e Giannone dilaga. Nell'extra time gli isolani accorciano le distanze, ma i giochi sono ormai fatti. Auteri nel dopogara è soddisfatto ma frena gli entusiasmi. Ne prendiamo atto, ma voglio dire, ci deve cambiare chissà che cosa. Dobbiamo sempre avere la capacità di fare analisi su quello che abbiamo fatto e quindi sulla partita di oggi. È stata come me l'aspettavo. Ostica, difficile, la Sicula ha scelto di chiudersi negli ultimi 30 metri e di non concedere neanche possibilità di break perché spesso hanno giocato su scardine e poi dopo sulle scame, quindi sono partite in cui non è facile stanare l'avversario. Noi ci abbiamo provato in tutti i modi, in alcuni momenti bene, in alcuni momenti meno bene, però sempre con perentorietà e sempre con l'atteggiamento giusto, sempre con l'atteggiamento sicuro, equilibrato. Abbiamo avuto pazienza e siamo stati premiati.
Nel derby del Razza la Vibonese rifila 3 schiaffi in faccia a Rende e sale in classifica, allontanando la zona calda. Bubas per 2 volte e poi Peterman regalano un successo importantissimo e meritato alla formazione allenata da Giacomo Modica. Il Rende invece resta fermo al palo, ancorato insieme a Rieti allo 0 in classifica. Squadra in silenzio stampa e sabato l'anticipo con il Teramo. Fanno sapere da ambienti vicini alla società biancorossa sarà l'ultima chance per il tecnico Andreoli. E adesso il meteo con le previsioni per le prossime ore. Persiste il bel tempo tipicamente estivo sulla nostra regione, grazie ad un vasto campo anticiclonico che abbraccia tutto il Mediterraneo centro-occidentale. Domani sereno al mattino, parziali annuvolamenti pomeridiani sui rilievi interni, ma senza fenomeni degni di nota. Temperature stazionarie ancora piuttosto alte per la media del periodo. Passiamo al comportamento di mari e venti. Domani venti deboli da maestrale sul Tirreno con mare calmo, deboli dai quadranti orientali sullo Ionio, con mare quasi calmo o poco mosso il settore centro-meridionale, calmo il golfo di Corigliano. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.com e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, arrivederci e ancora buona serata.